Siamo qui con mister Alberto Facci dopo una partita tiratissima. Alberto, dispiace perdere con 2 pareggi, però dobbiamo guardare anche cosa di buono ha fatto il Villafranca tutto quest'anno e anche nella doppia sfida. Direi di sì, insomma, avevo già ringraziato i ragazzi ancora prima della partita. Purtroppo non volevamo che il gol del 91esimo dell'andata fosse decisivo in realtà invece la beffa, insomma, ha voluto questo. Oggi ci abbiamo provato in tutti i modi. Il secondo tempo diciamo che abbiamo giocato pochissimo, nonostante abbiamo avuto anche le occasioni, però l'arbitro a mio avviso non è stato in grado di gestire proprio tutte queste perdite di tempo che loro, dire giustamente, non è calcio, però se qualcuno te lo permette lo fai. Mi è sembrato, il secondo tempo è stato durissimo sotto questo aspetto qua. Se dovessi tracciare un bilancio della stagione sportiva, cosa ti è piaciuto di più e cosa invece ti è piaciuto meno della squadra? Della squadra mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento che abbiamo avuto già dal primo giorno di ritiro. Abbiamo visto che venivamo da una salvezza importante, l'80% dei giocatori erano quelli e siamo partiti convinti di quello di buono che abbiamo fatto nei 4 mesi. E cosa resta? Restano 15 mesi, direi, fantastici. Ovvio, oggi siamo arrivati a Roma, non abbiamo visto il Papa, in campionato siamo rimasti primi, però sono orgoglioso di essere sempre in queste posizioni qua. I ragazzi sono stati fantastici. Non capita a tutti i mister di fare 2 finali di playoff nazionali a distanza di 2 anni. Tu, Alberto, sei uno dei pochi fortunati. Che cosa ti rimane? Fortunati, le ho perse tutte e 2, però fortunati diciamo che sono delle manifestazioni un po' thriller sotto questo aspetto, però sono bellissime da fare per tutto l'ambiente, perché si respira, diciamo, un calcio che è un po' diverso dal calcio che facciamo durante l'anno. Anche oggi con 2000 persone così, sai, sono telecamere, fotografi, cioè vedi già, sei già in più di una categoria superiore. E per i ragazzi penso che sia qualcosa di bello che resterà per sempre. Poi vince uno solo e sotto quell'aspetto lì non sono molto fortunato. Arrivo alle finali. Io, Alberto, ti ringrazio, è l'ultima partita di questa annata sportiva. Io ti ringrazio per la disponibilità che mi hai sempre manifestato in qualsiasi partita, che si vincesse o si perdesse. Ti faccio un grande in bocca al lupo e godiamoci comunque quest'annata che è stata comunque splendida, anche se non coronata dalla promozione, però c'è sempre la porta degli ripescaggi che può portare il Villafranca al sogno della Serie D. Direi, insomma, un'annata da incorniciare, sotto tutti gli aspetti. Crepi il lupo per gli auguri che mi hai fatto, insomma, e niente, insomma. Adesso godiamoci un attimino questa pausa e niente, insomma, un ringraziamento alla società, ai dirigenti, ai giocatori, insomma, quello sì. Grazie, Alberto.